Green Pass obbligatorio dal 5 agosto per consumare al chiuso, in corso il Consiglio dei Ministri che approverà il nuovo decreto. Fedriga evita le polemiche su Salvini che definisce non necessario il vaccino per gli under 40. A pochi giorni dalle sospensioni per i sanitari Novax, a Telefriuli parla un'infermiera non immunizzata. Non nego il Covid e non sono contrario ai vaccini, ma non accetto di sottopormi a una terapia sperimentale. Con raggiri contabili ha sottratto quasi 80.000 euro a 2 scuole del Friuli occidentale, nelle quali lavorava come direttore amministrativo. Scoperto dalla finanza, è stato denunciato per peculato. La variante Delta imperversa ha annullato l'air show delle Frecce Tricolori di mercoledì a Grado. Lo hanno stabilito le autorità per evitare pericolosi assembramenti al termine di un vertice in prefettura a Gorizia. Grande festa a Flambruzzo per Alex Mered, portiere del Napoli e della Nazionale, fresco campione d'Europa. In piazza tutta Rivignano, oltre ai genitori e ai giovani portieri delle scuole calcio. Buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. È riunito ora il Consiglio dei Ministri per approvare il nuovo decreto legge con le indicazioni sul Green Pass. Dal 5 agosto sarà obbligatorio per consumare nei ristoranti al chiuso e per riaprire le attività al momento bloccate. Il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, evita le polemiche con il leader della Lega Matteo Salvini dopo che quest'ultimo ha definito non necessario il vaccino per gli under 40. Per consumare in bar e ristoranti al chiuso dal 5 agosto sarà necessario il Green Pass, rilasciato anche con una sola dose di vaccino. Questa è la bozza del disegno di legge in discussione in queste ore nel corso del Consiglio dei Ministri presieduto dal Premier Mario Draghi. La certificazione, obbligatoria per i lavoratori delle attività interessate, sarà necessaria anche per assistere agli spettacoli al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per andare nelle piscine, nelle palestre, ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale giochi e la partecipazione a concorsi. Nell'incontro con le regioni sono stati annunciati anche i parametri per i cambi di colore. Per passare in zona gialla il riferimento sarà almeno il 10% dei posti occupati in terapia intensiva e 15% in area medica. Per andare in arancione 20% e 30%, per la rossa 30% in terapia intensiva e 40% in area medica. Verranno calmierati anche i prezzi dei tamponi, non è chiaro come, per gli under 18 e per le persone che per motivi di salute non possono vaccinarsi. Accolte dunque in parte le richieste delle regioni, mentre a livello politico il leader della Lega Matteo Salvini invocava maggiore tolleranza sul Green Pass, con tanto di commento sulla non necessità per gli under 40 di fare la profilassi, frase che non scompone il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, alla luce anche dei dati del contagio che vedono l'età media scesa a 29 anni. Io lo continuo a ribadire, è importante che tutte le persone sopra i 12 anni partecipino alla campagna vaccinale. Non c'è dubbio che si va anche per fasce di priorità. La cosa che devo dire mi preoccupa particolarmente oggi sono a livello nazionale i 2,5 milioni di over 60 non vaccinati e più di 5 milioni di euro di over 50 non vaccinati. Io dico quindi vacciniamoci tutti perché proteggiamo noi stessi e proteggiamo tutta la nostra comunità. E quindi faccio un appello a tutti di vaccinarsi, un appello ancor più accorato per gli over 50 che devono vaccinarsi perché altrimenti si rischia molto anche della propria salute. Un appello a Salvini? Io parlo regolarmente con Salvini, non stiamo a fare gli appelli da qui. I contagi nell'ultima settimana in Friuli Venezia Giulia sono aumentati del 21% e la nostra regione è quarta in Italia per percentuale di ultrasessantenni scoperti dal vaccino anti-Covid. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nell'ultima settimana i nuovi contagi da coronavirus in Italia sono più che raddoppiati rispetto alla settimana precedente. I ricoveri nelle aree mediche e nelle terapie intensive sono cresciuti rispettivamente del 6 e del 5% in confronto alla settimana precedente. Calano invece del 27% i decessi. È quanto risulta a livello nazionale dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, dal quale emerge anche che il Friuli Venezia Giulia è quarta in Italia, dopo Sicilia, provincia autonoma di Bolzano e Calabria, per percentuale di ultrasessantenni scoperti dal vaccino, il 17,5% rispetto alla media italiana del 12%. La Fondazione Gimbe esprime preoccupazione per gli effetti che la variante Delta potrebbe avere sui quasi 4 milioni di over 60 in Italia non immunizzati.
Nella nostra regione i contagi negli ultimi 7 giorni sono aumentati del 21%, mentre la situazione dei ricoveri ospedalieri è stabile, tra le migliori a livello nazionale. Sul fronte vaccinazioni, in Italia il 62,1% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose. In Friuli Venezia Giulia la percentuale scende al 59,2%. Siamo al di sopra della media, invece, per percentuale di cittadini che ha completato il ciclo, 48,8% contro il 47,4%. Il numero di somministrazioni giornaliere in Italia resta stabile a 550.000. Sul fronte del Green Pass, la Fondazione Gimbe sottolinea che in questa fase della pandemia può giocare un ruolo cruciale, è efficace nel limitare la circolazione del virus e permette il rilancio in sicurezza di alcuni settori, ma nel breve termine l'utilizzo della carta verde si scontra con alcuni ostacoli come l'attuale indisponibilità di vaccini e la mancata gratuità dei tamponi in diverse regioni. Quanto al sistema di colorazione dei territori, se governo e regioni intendono abbandonare il parametro dei contagi, afferma il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, servono soglie molto basse per gli indicatori ospedalieri, non oltre il 5% di occupazione per le terapie intensive e il 10% in area medica per rimanere in zona bianca. Se invece l'intenzione è quella di innalzare tali soglie, bisogna mantenere tra i parametri di monitoraggio il numero dei casi per 100.000 abitanti, aumentando l'incidenza settimanale sopra i 50 casi per conservare la zona bianca e definendo un numero standard di tamponi per 100.000 abitanti per evitare comportamenti opportunistici. Continuiamo a parlare di Covid. La variante Delta è diventata prevalente anche in Friuli Venezia Giulia. Su 64 sequenziamenti compiuti tra il 5 e il 13 luglio su altrettanti campioni in regione, 58 rispondono alla variante Delta. Lo ha fatto sapere il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, precisando che l'età media delle persone il cui campionamento corrisponde alla variante Delta è di 35 anni. E oggi in Friuli Venezia Giulia si contano 56 nuovi contagi a fronte di 4.933 tamponi effettuati. Le percentuali di positività sono dell'1,32% per i molecolari e dello 0,77% per i test rapidi antigenici. Non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre le persone accolte in altri reparti sono 8. Il 59% dei contagi riguarda persone al di sotto dei 39 anni di età. Le persone in isolamento salgono a 316 tra i contagiati. Vi sono anche un infermiere e un atista di ambulanza in servizio all'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Non nego il Covid e in passato ho ricevuto vaccini sicuri, ma non accetto di sottopormi a una terapia sperimentale e tanto più di perdere il lavoro per questo. Sono le parole di un'infermiera pordenonese non vaccinata che rischia la sospensione a breve e che a Telefriuli ha rilasciato queste dichiarazioni. Sentiamo la sua testimonianza. Questa è una terapia sperimentale e dunque le garanzie rispetto agli effetti a medio e lungo termine ad oggi non ci sono, non sono chiare. Ci ritroviamo ad essere molto perplessi su questa somministrazione nel ricevere questo farmaco sperimentale. Parla così, chiedendo l'anonimato per paura di ripercussioni, un'infermiera che non ha voluto vaccinarsi contro il Covid, residente nel Pordenonese, che lavora in una struttura sanitaria in Veneto e sulla quale pende il possibile provvedimento di sospensione arrivato ad altri 177 suoi colleghi. Da gennaio a oggi sono state fatte pressioni, dalla semplice sollecitazione del coordinatore fino anche in alcuni casi alle lettere di invito da parte dell'azienda sanitaria. La donna, una laurea, oltre 20 anni di esperienza, non nega il Covid e rifiuta l'etichetta Novax. Io sono vaccinata per tutto quello che ci si doveva vaccinare quando ero bambina e anche crescendo, quando ho iniziato la mia professione, sono stata sottoposta a vari vaccini che ho eseguito sicura della loro efficacia. Il Covid c'è, ha fatto le sue vittime, però esistono anche protocolli di cura che possono prevenire la situazione grave. Nella primavera del 2020 si parlava di ozonoterapia, qui a Udine ad esempio, si parlava di plasma iperimmune. Le alternative ci sono, ma non lo so perché vengano sepolte sotto tachipirina e vigile attesa. Ecco. Nel caso di sospensione sarebbe pronta anche al ricorso al TAR, come molti colleghi. Lavorare è un diritto e credo che
dover vincolare il lavoro a una somministrazione di un farmaco per giunta sperimentale sia un abominio. So che queste lettere sono state inviate e io sono in attesa di ricevere queste lettere. La preoccupazione di rimanere a casa senza stipendio c'è, però c'è anche la voglia di far sentire che non siamo negazionisti e ci teniamo alla salute nostra e dei nostri pazienti e degli altri cittadini, e quindi siamo disposti a far sentire anche le nostre ragioni. Le lettere di sospensione inviate da aziende sanitarie e ordine degli infermieri sono categoriche per i sanitari non vaccinati. Ecco cosa c'è scritto e come devono comportarsi gli interessati. Preso atto che la signoria vostra non si è presentata all'appuntamento sopraindicato, si accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, come previsto dall'articolo 4,6 del decreto legge 44/2021, ora riconvertito in legge 76 del 28 maggio 2021, l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Questo il messaggio che conclude la lettera di sospensione inviata da ASFO ai sanitari non vaccinati. Le missive, quasi 200 già inviate e altre in arrivo, sono state spedite dal Dipartimento di Prevenzione competente per territorio per i residenti nel Friuli occidentale. A ruota anche l'Ordine degli Infermieri, nel Consiglio direttivo straordinario del 19 luglio, ha provveduto a sospendere i ribelli. Nella lettera spedita ai non vaccinati, l'Ordine dichiara all'interessato la sospensione dalla professione infermieristica fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe o fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, da comunicare a cura dell'interessato ad ASFO ai fini della revoca della sospensione. In chiusura, le lettere ricordano che il provvedimento è ricorribile al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla data della notifica. Cambiamo argomento. È sostanzialmente positivo il bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia secondo la Corte dei Conti. Nel corso del consueto appuntamento annuale per il giudizio di parificazione, la gestione economica dell'ente è stata approvata con la richiesta di accelerare sulla riforma sanitaria bloccata dall'emergenza Covid. Nonostante il combinato disposto dall'emergenza Covid e dalla crisi economica, il rendiconto finanziario 2020 della Regione Friuli Venezia Giulia vede una situazione finanziaria positiva. La Corte dei Conti nel giudizio di parificazione annuale approva la gestione economica. Sono stati rispettati gli obiettivi di finanza pubblica, si legge nell'intervento del magistrato relatore e presidente Emanuele Pesel, sia in relazione all'equilibrio di bilancio che al contributo alla finanza pubblica. Il presidente Massimiliano Fedriga si è detto soddisfatto del quadro emerso, così come l'assessore alle finanze Barbara Zilli. Sì, siamo molto soddisfatti per questo giudizio di parifica che conferma il lavoro certosino che l'amministrazione regionale ha fatto in questi anni e che è stato reso ancora più difficile durante la pandemia, ma che ha portato a un risultato di amministrazione straordinario di 362 milioni di euro di avanzo. Questo per noi è un punto di partenza, soprattutto alla luce delle sfide che ci attendono con il PNRR nazionale e la programmazione europea. Quindi noi vogliamo attrezzare ancora di più Regione Friuli Venezia Giulia ad essere competitiva, a favorire gli investimenti pubblici e privati e quindi ad essere una regione dove investire è una possibilità. Soddisfazione espressa anche dal Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il quale garantisce il massimo impegno suo e dell'Aula per rispettare gli auspici della Corte sul completamento della riforma sanitaria e dell'organizzazione dei servizi sul territorio. Passiamo alla cronaca. Chiuse le indagini per il femminicidio di Roveredo in Piano, nel quale Giuseppe Mario Forciniti uccise la compagna Aurelia Laurenti con 20 coltellate il 25 novembre scorso. L'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato, ma è caduta la premeditazione. La Procura della Repubblica di Pordenone ha chiuso le indagini sul femminicidio di Aurelia Laurenti, la mamma di 32 anni, uccisa a Roveredo in Piano con una ventina di coltellate il 25 novembre scorso dal compagno 34enne infermiere Giuseppe Mario Forciniti. L'accusa nei confronti dell'uomo, che da allora si trova in carcere, è di omicidio volontario aggravato perché commesso contro una persona stabilmente convivente. È caduta invece l'ipotesi della premeditazione. Adesso si procederà con la richiesta di rinvio a giudizio e l'avvio del processo davanti alla Corte d'Assise di Udine. Forciniti,
precedenti, all'epoca dei fatti, sostenne di essersi difeso da un'aggressione. Dopo aver ucciso la donna, con una ventina di fendenti al collo, portò i loro bambini da una parente, fece sparire il coltello in un cassonetto dei rifiuti e si recò in questura durante la notte, dove confessò, seppure parzialmente, il delitto. L'omicidio, avvenuto proprio nella giornata contro la violenza sulle donne, ha suscitato molto dolore nelle comunità di Roveredo e San Quirino, paese d'origine della donna. I due comuni e molte altre realtà del territorio in questi mesi si sono attivate per raccogliere fondi per i due figli della coppia, oggi affidati ai nonni materni. Resterà agli arresti domiciliari Ketty Bandiera, la dirigente dell'area della EP indagata per concorso in frode e pubbliche forniture delle mense scolastiche di Udine e di altri 6 comuni friulani. Il GIP udinese Matteo Carlisi ha infatti rigettato la richiesta di attenuazione delle misure cautelari presentata dal difensore, l'avvocato Barban Battistella di Oderzo, durante l'interrogatorio di garanzia effettuato tramite rogatoria nel Tribunale di Treviso. Bandiera, come altri indagati per il caso mense, dovrà aspettare la pronuncia del Tribunale del riesame di Trieste. E la pubblica accusa chiede l'assoluzione dell'imputato, ma arriva la condanna. A un Tolmezzino è stata inflitta la pena di 1 anno di reclusione, sospesa con la condizionale. Sia la pubblica accusa sia la difesa avevano chiesto l'assoluzione dell'imputato, ma è arrivata comunque la condanna. Il giudice monocratico Daniele Faleschini Barnaba del Tribunale di Udine ha inflitto 1 anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena a un 40enne di Tolmezzo per aver procurato lesioni a un compaesano. Il fatto risale al marzo del 2017, quando, durante un diverbio fuori da un bar di Zuglio, la persona offesa rimase ferita al volto con fratture all'osso in cui risiede l'occhio e alla mascella. L'uomo è stato riconosciuto colpevole nonostante il vice procuratore onorario Patrizia Recche e il difensore, l'avvocato Igor Cigliani di Tolmezzo, non avessero reputato provato il fatto da quanto emerso in dibattimento, scontato il ricorso in appello. Un dipendente pubblico ha sottratto attraverso raggiri contabili quasi 80.000 euro a 2 scuole del Friuli occidentale nelle quali lavorava come direttore amministrativo. A scoprirlo la Guardia di Finanza di Pordenone, l'uomo è stato denunciato per peculato. I soldi che dovevano finire alle scuole dove lavorava se li intascava lui con vari raggiri contabili, ma a scoprirlo è stata la Guardia di Finanza di Pordenone, su indagini delegate dalla Procura, che ha individuato un direttore dei servizi generali amministrativi di 2 istituti scolastici del Friuli occidentale che attraverso la creazione di falsi mandati di pagamento o rimborsi a suo nome, molte volte perfezionati sottraendo e utilizzando il dispositivo firma digitale del dirigente di riferimento, si era appropriato indebitamente di quasi 80.000 euro stanziati dal Ministero dell'Istruzione per il funzionamento dei 2 enti scolastici. Le attività investigative sono state condotte nell'arco di 1 anno. In una prima fase delle indagini, le Fiamme Gialle di Pordenone hanno riscontrato come negli anni dal 2018 al 2019 il dipendente pubblico avesse fraudolentamente predisposto, presso le 2 scuole nelle quali operava, complessivamente 20 mandati di pagamento a suo favore per circa 48.500 euro, riuscendo a confonderli attraverso false registrazioni nelle scritture contabili degli enti di cui, peraltro, visto il ruolo ricoperto, era il responsabile. Il dipendente infedele è ora indagato per peculato e falsità materiali in atti pubblici, circostanza che lo ha portato a restituire ad uno dei 2 istituti 12.800 euro. A fronte di tali accertamenti, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per l'importo di 35.700 euro, pari alle restanti sottrazioni nei confronti dell'indagato. Ulteriori approfondimenti, disposti dall'autorità giudiziaria sull'operato del dipendente pubblico, hanno consentito di scoprire altri 13 mandati illeciti predisposti dall'indagato in altre annualità, rideterminando in 79.300 euro la somma complessiva di cui l'uomo si è illecitamente impossessato. Il tutto è stato trasmesso anche alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia per le valutazioni di danno erariale. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Remanzacco hanno denunciato in stato di libertà per l'ipotesi di reato di maltrattamento di animale un uomo, un 60enne di Pordenone. Aveva lasciato chiuso in un veicolo per l'intero pomeriggio nel parcheggio del parco commerciale Terminal Nord a Udine il proprio cane maltese. L'animale era senza acqua e in precarie condizioni igieniche all'interno di un camper posteggiato al sole. La povera bestiola è stata sequestrata e affidata per le cure del caso al servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria. Il cane è stato reidratato e salvato. E un gruppo di ragazzi, 19, molti di quali minori e con una lunga serie di precedenti di polizia, è stato allontanato dall'area della stazione di Pordenone. Il gruppetto beveva alcolici e ostruiva il passaggio alle persone. Per tutti il questore ha disposto l'allontanamento dal luogo.
si erano radunati nel vano scale sotterraneo del Parco Candiani a Pordenone, vicino alla stazione ferroviaria, per bere alcolici. È lì che è stato individuato nel pomeriggio di ieri dagli agenti della questura di Pordenone un gruppetto di ragazzi che con sé aveva bottiglie di superalcolici e lattine di birra. I giovani, una vera baby gang, ostruivano quasi completamente l'accesso alle scale e agli ingressi, tanto da rendere difficoltoso il transito alle persone. Gli agenti delle volanti, intervenuti a seguito di segnalazioni, hanno identificato 19 ragazzi, 14 dei quali minorenni, molti dei quali italiani e già noti alla polizia, per furto in abitazione, danneggiamento, lesioni, minacce, resistenza pubblica ufficiale, stupefacenti, violenza privata, violazione di domicilio, armi, ubriachezza molesta, incendio e rissa. Dagli accertamenti è emerso che un sedicenne, appartenente al gruppo, era in possesso di hashish. Per tutti e 19 è stato disposto dal questore Marco Dorisio l'ordine di allontanamento temporaneo dal luogo e una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 a 300 euro. Laddove i giovani dovessero reiterare la condotta, scatterà nei loro confronti il provvedimento di daspo urbano. Al termine dell'attività di controllo, gli agenti hanno invitato i giovani ad allontanarsi, non prima di aver provveduto a ripulire e gettare nel portarifiuti le lattine di birra e le bottiglie di vodka che gli stessi avevano al seguito. L'ufficio immigrazione della questura di Pordenone, inoltre, ha avviato ulteriori accertamenti su un 19enne cittadino egiziano per l'eventuale avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno. Scontro a distanza tra il sindaco di Palmanova Francesco Martinez e l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, ospite ieri sera Martinez della trasmissione Elettroshock di Telefriuli. Durissima è stata la replica di Roberti che ha attaccato Martinez dicendo che cerca visibilità non potendo più fare il sindaco. È merito del CAL, non della Giunta. Il sindaco di Palmanova Francesco Martinez nel corso della trasmissione Elettroshock di ieri sera era andato all'attacco dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti dopo il via libera della commissione alla norma che prevede un adeguamento degli stipendi per i primi cittadini. Martinez in particolare ha posto l'accento sul chi pagherà questi aumenti. Il problema oggi, al di là di questi articoli trionfalisti sui giornali, indennità di tecnici, eccetera, che il problema è chi si fa carico degli incrementi. Io quello che contesto, che ho sempre contestato, il CAL e la commissione CAL ha licenziato queste percentuali dicendo che si andava avanti se di questi incrementi si faceva carico la Regione. La Regione ci mette pochi soldi, cioè la montagna ha partorito un topolino. Secca la replica dell'assessore regionale. Mi ha fatto sorridere questa uscita del sindaco Martinez, che capisco si trovi in una situazione difficile a pochi mesi dalle elezioni nel proprio comune, non potendo essere ricandidato, magari deve trovare una ricollocazione o deve ricavarsi degli spazi che non ha più. Ma mi fa sorridere perché tutto il percorso è stato condiviso sull'operazione di rimborso per gli oneri in più. Anche questo c'è stato un confronto serrato con i sindaci per capire come fare. Anche questo l'abbiamo condiviso in sede di commissione del CAL che si è occupato appunto di questo tema, e in Consiglio delle Autonomie Locali stesso. Abbiamo condiviso le modalità, abbiamo condiviso la quantificazione, abbiamo condiviso tutto. Evidentemente appunto c'è chi deve criticare tanto per criticare. Ente Friuli nel mondo e Confartigianato Udine lanciano il progetto Foramba. Dalla rete dei Fogolars arrivano 18 ambasciatori formati per promuovere il Made in Friuli Venezia Giulia nei 5 continenti. Vivono in 3 continenti diversi e a unirli sono l'origine comune, il Friuli, e un progetto condiviso, quello di promuovere nel mondo il Friuli Venezia Giulia e il suo artigianato, di cui si sono candidati a diventare ambasciatori e influencer. Sono i 18 protagonisti del progetto Foramba, formazione ambasciatori dell'artigianato friulano, selezionati dall'Ente Friuli nel mondo attraverso la rete dei Fogolars. Lanciata assieme a Confartigianato Imprese e Udine, l'iniziativa si propone di valorizzare e promuovere i nostri prodotti artigianali di qualità attraverso la rete dei corregionali all'estero. Come Ente Friuli nel mondo abbiamo tantissimi, centinaia di migliaia di friulani all'estero raggruppati nei Fogolars, e quindi quale migliore occasione per trasformarli in ambasciatori della nostra regione, dell'economia della nostra regione, delle proposte turistiche della nostra regione. E grazie alla condivisione di un progetto sollecitato da Beppino Chiandussi, che è un consigliere sia di Confartigianato sia ovviamente nell'Ente Friuli nel mondo, e ringrazio ovviamente Graziano Tilatti per aver colto la nostra proposta, abbiamo cercato di formare questi ambasciatori
affinché propongono nei territori dove si trovano in tutti i 5 continenti i prodotti artigianali. Hanno aderito tantissime aziende artigiane che spaziano dalla ceramica ai vetri, alle sedie arredo, piuttosto che ai mosaici. Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato, ha ricordato come i nostri emigranti abbiano portato nel mondo la cultura del lavoro e dell'artigianato friulano. Ha ringraziato gli ambasciatori collegati da Cina, Brasile, Argentina e Spagna, auspicando che ci siano le condizioni perché in un futuro possano tornare ad esercitare le rispettive professioni in Friuli. Numeri positivi per il consorzio del prosciutto di San Daniele, per il quale l'export torna a crescere. Il prosciutto di San Daniele soddisfa ancora i palati di tutto il mondo. I numeri dell'export del consorzio segnano una netta ripresa rispetto al 2020. Una crescita importante di quasi 5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, grandi conferme. Francia, Stati Uniti e Germania rimangono i 3 principali paesi di esportazione per il San Daniele. Molto importante la ripartizione dei mercati. Sul mercato comunitario il San Daniele viene esportato in quota 57% del totale dell'export e il 43% nei mercati fuori dall'Unione Europea. Abbiamo recuperato sicuramente sul settore Horeca, sia fuori dall'Europa, in particolare Stati Uniti, Australia e altri paesi. Molto bene anche per quanto riguarda il continente europeo, in particolare la Francia e la Germania e i paesi del nord Europa che sono da sempre abituati a consumare San Daniele, penso alla Danimarca, penso ai Paesi Bassi, al Belgio. Ma anche sul fronte interno il San Daniele si conferma un'eccellenza friulana. Molto bene è andata anche l'Italia, perché non dimentichiamo che per noi è il mercato più importante, perché l'80% del San Daniele si vende nel nostro paese. Abbiamo registrato nei primi 6 mesi dell'anno più 20% delle vendite che rispetto a quello che abbiamo vissuto lo scorso anno ci fanno ben pensare per tutto l'anno e con una chiusura di anno decisamente positiva. La variante Delta imperversa e per questo è stato annullato l'air show delle frecce tricolori a Grado previsto per mercoledì prossimo. Lo hanno stabilito le autorità competenti al termine di una riunione convocata dalla prefettura di Gorizia, a cui hanno partecipato, oltre al sindaco di Gradio Dario Raugna e gli organizzatori dell'iniziativa, i rappresentanti delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto, dell'aeronautica, dell'ENAC, dell'ENAV e dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. All'esito dell'incontro si è giunti alla concorde decisione di rinviare a data da destinarsi la manifestazione che coinvolgeva le frecce tricolori, si legge nella nota diffusa dalla prefettura, in considerazione dell'attuale recrudescenza dell'emergenza pandemica. Si è riunito infatti di garantire la massima tutela della salute pubblica, ponendo particolare attenzione nel prevenire forme incontrollate di assembramento in occasione di eventi dalla rilevantissima presenza di pubblico. Ed è stata svelata la 22esima edizione di Pordenone Legge, in programma dal 15 al 19 settembre. 400 i protagonisti con oltre 200 incontri. Inaugurazione a Pordenone, Trieste e Lignano, uno pneumatico il simbolo di quest'anno. Accessi in presenza con il Green Pass. Il maestro del romanzo storico Fernando Aramburu, premio Friuladria alla storia in un romanzo, la rivelazione britannica Graham Armstrong, l'egiziana Nadia Vass, il russo Evgeny Vodolavkin e ancora Emanuele Trevi, Melania Mazzucco, Mauro Kovacic, Daria Bignardi e Michele Serra. Questi alcuni dei nomi che animeranno la 22esima edizione di Pordenone Legge, dal 15 al 19 settembre. Meno autori rispetto al passato causa pandemia e attenzione alla sicurezza sanitaria, ma lo spirito non cambierà. Libri e autori al centro di decine e decine di incontri sui temi di attualità e non solo. La vera novità di quest'anno riguarda l'inaugurazione, che sarà triplice, il 15 settembre alle 18 al Teatro Verdi di Pordenone, nella sala con vista sul Golfo di Italia a Trieste e nella cornice della terrazza mare di Lignano Sabbiadoro risuoneranno le voci di augurio per l'avvio ufficiale del festival, curato dal direttore artistico Gianmario Villalta assieme ad Alberto Garlini e Valentina Gasparet. Come l'anno scorso saranno coinvolti anche 7 comuni del Friuli occidentale: Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, che apriranno i loro spazi agli eventi del festival. Chi per ragioni di spazio e di restrizioni non potrà partecipare fisicamente alla festa potrà però seguire gli eventi nello spazio social, grazie alle dirette live e agli appuntamenti in streaming sul sito del Festival del Libro.
Dopo di noi lo sport, è in corso in questo momento la festa a Flambruzzo di Rivignano per Alex Meret, terzo portiere della nazionale trionfatrice all'Europeo 10 giorni fa. Meret è portiere del Napoli, è originario della frazione di Rivignano Teor e lì è stato omaggiato da una targa dal sindaco Mario Anzil e di una festa insieme ai giovani calciatori delle scuole calcio del paese. In Sport FVG ci collegheremo in diretta da Flambruzzo e dopo le news sportive vi ricordo l'appuntamento con le previsioni del meteo. L'edizione di questo telegiornale termina qui. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.